Comuni al voto. In attesa della partita più importante, quella che riguarda Bassano, per cui bisognerà aspettare il 2019, sono tre le amministrazioni del territorio che si presenteranno di fronte agli elettori: Enego, Rossano Veneto e Marostica. Sull'altopiano il sindaco uscente è Fosco Cappelleri. La campagna elettorale sarà condizionata quasi sicuramente dalla questione profughi e il tema dell'accoglienza sarà al centro del dibattito. A Rossano Veneto, Morena Martini, sindaco uscente, scalda i motori. La civica è pronta. A sfidarla sarà quasi sicuramente un altro ex primo cittadino, Gilberto Trevisan, che dall'opposizione vuole tornare sulla poltrona di sindaco. Anche la Lega correrà da sola. A rappresentare il carroccio molto probabilmente la nemesi di Martini, ovvero Paola Ganassin. Per quanto riguarda Marostica, vi abbiamo detto nelle scorse ore dei possibili competitor. Ai nomi caldi di Dalla Valle, Mattesco, Zanforlin, Battistello, Scettro e Santini va aggiunto quello di Lorenzo Bertacco. Alla corsa per la carica di primo cittadino potrebbe esserci anche lui. Naturalmente sul voto dei comuni del Bassanese c'è l'incognita del Movimento 5 Stelle. Ancora non si sa come si muoveranno i pentastellati.